Improvviso, inaspettato, terribile. Un albero crolla, immenso, pesante, e si abbatte sulla strada. Sono le 2 del pomeriggio a Vicenza, un pomeriggio spazzato dal vento che soffia forte. A Campomarzo, in Viale Roma, alcuni studenti sono appena scesi dalla corriera che li ha portati dalla scuola alla stazione ferroviaria. Ed è quello il momento preciso in cui, mentre il gruppo di ragazzi è ancora davanti alla pensilina, l'albero gli cade addosso. All'improvviso per il vento, io stavo guardando gli orari dell'autobus ed è caduto. Ho soccorso un ragazzo che aveva le gambe incastrate e eravamo in 2 a tirarlo fuori. Uno l'ha preso da sotto le spalle e io gli scastravo le gambe sollevando il ramo. L'albero, abbattendosi sulla strada, travolge 5 persone. Una donna straniera che stava passando di lì proprio in quel momento sarebbe rimasta ferita alla testa, sulla nuca, mentre 2 studenti avrebbero riportato delle fratture. Solo altri 2 ragazzini se la sarebbero cavata con delle ferite lievi. Sul posto accorrono i medici del SUAM 118, i vigili del fuoco, la squadra volanti della questura, i carabinieri e la polizia locale. I feriti vengono soccorsi, portati all'ospedale San Bortolo. La zona viene immediatamente transennata. I passanti sconcertati si fermano a guardare. A chiunque sarebbe potuta toccare la sorte di restare travolto dall'albero. Non ci devono essere queste piante lungo la strada, specie un centro abitato come questo che frequenta parecchio la strada. Che serve manutenzione. Manutenzione e dopo è fortuna o fatalità, l'importante è che non succeda qualche morto o che vada ben più grave. L'albero appare sradicato, i vigili del fuoco lo tagliano perché il tronco possa essere portato via e la strada liberata. Siamo a ridosso del centro storico, ai tecnici resta il compito di risalire alla causa che ha portato l'albero a cadere. Abbiamo nominato un perito per valutare e fare tutte le verifiche necessarie a comprendere le cause che, oltre al vento intenso, hanno portato alla caduta dell'albero. Le valutazioni in questo momento sono assolutamente premature e si potrà avere qualche informazione in più solo nei prossimi giorni.